garantito. Autonomia del Veneto, sia la preintesa quadro, niente firma la prima bozza del Ministero. Entro la settimana rispedite a Roma le nuove richieste venete, così il governatore Zaia. Picchiavano violentemente le loro vittime, le scene di Arancia Meccanica, Mestre e Marghera, arrestati dai carabinieri 2 ventenni autori delle brutali rapine. Non cerco notorietà, dice l'hacker che ha violato la piattaforma di voto Rousseau del Movimento 5 Stelle. Lo studente di Portogruaro sarebbe vittima di una guerra tra esperti di informatica. I PD di Brugnaro continuano a spaccare e a fertigare in Consiglio Comunale. Il PD con Pellicani torna all'attacco e punta il dito anche contro i grillini. Un 54enne ha aggredito un'impiegata e preso a botte la guardia giurata per una fattura del gas da ben 1.000 euro della Veritas. L'uomo è stato denunciato. Le nuove regole di polizia municipale contro l'intimo sexy delle vigilesse, un'offesa di natura sessista, così veneziani e mestrini chiedono buonsenso. Domani con il Giovedì Grasso entra nel vivo la kermesse del Carnevale di Venezia, le feste raddoppiano con concerti, acrobati, giocolieri e i fuochi d'artificio di chiusura. Questi titoli dell'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque il percorso verso l'autonomia del Veneto con la regione e la delegazione dei tecnici esperti che si dicono pronti a firmare con il governo un nuovo documento di preintesa, quello presentato dal Ministero degli Affari Regionali, così com'è però non va bene e oggi non è stato firmato. Così non si può firmare. Non va bene la prima bozza sull'autonomia del Veneto inviata dal governo a Palazzo Balbi, troppe ombre, poca luce, non si firma di più, si rispedisce al mittente entro la settimana con chiare richieste e controdeduzioni insieme alla Regione Lombardia. Così al termine dell'incontro con la delegazione trattante regionale il presidente Luca Zaia. La nostra delegazione trattante, quindi i tecnici, gli esperti, stanno preparando tutta una serie di controdeduzioni al documento che il governo ci ha inviato. Allora, se si dovesse firmare il documento come è stato inviato dal governo, non è firmabile per noi, perché i veneti danno un'indicazione chiara ad un progetto che è quello nostro di autonomia vera. Chiesta una preintesa quadro e non un'intesa da subito. Delle 5 materie trattate, tra le ombre, non accolte le istanze del fronte ambiente, sanità e lavoro. Penso al lavoro dove di fatto non ci viene dato nulla rispetto a quello che abbiamo chiesto, o ad altre materie come la sanità dove ci aspettiamo un po' di più di quello che ci viene riconosciuto. Ultimissimo aspetto, come ho sempre detto, si firma se si abbandona la spesa storica. C'è un segnale nel testo di abbandono della spesa storica, ma chiediamo un passetto in più. Insomma, ci sono delle posizioni da scalzare, si sa, cedendo delle competenze al Veneto, verrebbero smantellate parte delle tecnostrutture romane. Con le elezioni alle porte la trattativa proseguirà con il nuovo governo, di qualunque colore sia, conclude il governatore. Un processo come quello dell'autonomia non dura 2 mesi, sono solo 2 mesi che abbiamo approvato la legge in Veneto per andare a trattare, non dura un paio di mesi, dura mesi se non anni poi per fare un progetto completo stile Trento e Bolzano. Ovvio che se riusciamo a fare delle firme parziali per cominciare a consolidare e a cristallizzare quello che si è deciso, meglio. Se non le si fanno queste firme vorrà dire che faremo tutto con quelli che vengono dopo. La cronaca, i carabinieri di Mestre hanno arrestato i responsabili di 4 rapine, tutte molto violente, avvenute in terraferma tra il 2016 e il 2017. 4 rapine, alcune tentate, tutte in terraferma, su cui i carabinieri indagavano da tempo e che ora hanno il volto di Nicolas Di Ruocco, 20 anni, e Luigi Garbin, 22, entrambi con precedenti penali. Il 20enne in particolare faceva parte di una baby gang che tra il 2014 e il 2015 aveva imperversato nell'area mestrina con continue aggressioni a bengalesi, in carcere per una rapina compiuta in piazza Mercato nel 2017 ai danni di un cuoco. Parliamo di soggetti con, insomma, già nonostante la giovane età, un importante curriculum criminale e appunto dediti a reati di analogo tenore.
L'indagine è stata denominata arancia meccanica per la violenza che i due perpetravano nei confronti dei negozianti. L'attività di indagine prende il nome appunto sia per il fatto della giovane età dei rapinatori, ma soprattutto per la particolare violenza che hanno posto in essere nella commissione di alcune delle rapine. In particolar modo capitava, come è capitato nel caso di almeno 2 tabaccherie, di rapine sulle tabaccherie per le quali abbiamo indagato, e i soggetti, laddove non avevano un'immediata collaborazione da parte della vittima, passavano subito alle vie brevi e aggredivano in maniera veemente e con molta violenza le vittime, insomma, procurandogli anche lesioni di una certa serietà. Le rapine sono state compiute tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 nel supermercato di Più di Via Berna a Marghera, il giorno seguente un tentativo nella tabaccheria di Piazzale Giovannacci e non riuscendo a portare via nulla si sono accaniti contro l'anziano proprietario, causando traumi multipli alla testa e al volto. Ancora in una tabaccheria di Via San Donà a Mestre e all'Arcaplanet di Chirignago. Non hanno agito sempre insieme. Hanno agito assieme almeno 2 casi, mentre in altri 2 casi avrebbero agito in maniera disgiunta, almeno questo è all'esito attuale delle indagini. Indagini che proseguono per capire se i due siano responsabili anche di altri colpi. Ladri acrobati in azione ieri in un appartamento di Mestre. A dare l'allarme, a chiamare le forze dell'ordine, la vittima del furto, una 66enne. Quando i poliziotti sono giunti sul posto hanno accertato che i malviventi erano saliti al secondo piano attraverso i tubi del gas, si erano introdotti in casa forzando una finestra con un cacciavite. A quel punto hanno messo a soqquadro la stanza da letto, scappando poi con gioielli, orologi e 1.500 euro in contanti chiusi in una busta e destinati alle popolazioni povere dell'Africa. Sarebbe rimasto incastrato in una guerra tra hacker. Il giovane di Portogruaro, ma residente a Padova, è accusato di aver violato la piattaforma di voto Rousseau del Movimento 5 Stelle. Il giorno dopo che tutti sanno chi è il 26enne che ha violato la piattaforma di voto del Movimento 5 Stelle, lui, l'hacker originario di Portogruaro e residente a Padova, dribbla telecamere e microfoni. Non si aspettava il clamore. Évariste Galois, il nome d'arte scelto dallo studente fuori corso di matematica, nelle mail che aveva inviato al Movimento 5 Stelle aveva segnalato le falle nel sistema. Non immaginava che esporsi gli sarebbe costato una denuncia. Ah, ma quindi vuoi parlare con Luigi? Sì. Luigi non è qui al momento. Ah, non sei tu Luigi? No, io sono il suo coinquilino. Ah, perché nel campanello c'è scritto solo Luigi? Sì, io vivo con lui. Mercoledì lo studente, formalmente indagato dalla Procura di Milano per accesso abusivo a sistema informatico, è stato perquisito nel suo appartamento. I poliziotti specializzati in reati informatici hanno sequestrato il suo computer. Attraverso i dati cercheranno ora di ricostruire come siano andate davvero le cose. Se volete lo chiamo, ma vi dico già che lui non è interessato a parlare con giornalisti. Come ha preso la notizia che ha indagato? Come l'hai visto? Ma guardi, io preferirei non dirle niente. Il 26enne Luigi non è stato comunque l'unico hacker che negli ultimi mesi ha puntato gli occhi sulla piattaforma di voto pentastellata, e non è escluso che proprio in rete sia avvenuta una sorta di guerra tra hacker in cui a farne le spese per ora è stato lo studente padovano. Una lite allo sportello Veritas di Mestre. È accaduto ieri pomeriggio quando un 54enne in modo aggressivo ha chiesto spiegazioni ad un'impiegata per una fattura del gas ricevuta. La montagna era di 1.000 euro. Nonostante il tentativo della dipendente di spiegare che non fosse al momento possibile annullare la fattura, l'utente ha reagito con violenza, iniziando ad urlare e dopodiché ha gettato il computer della donna a terra. A quel punto è intervenuta la guardia giurata che ha tentato di mobilizzarlo, ma è stata a sua volta presa a calci e pugni dal 54enne, che alla fine è stato però bloccato fino all'arrivo degli agenti della questura, che lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Torniamo a parlare del Palasport ai Pili. Il Partito Democratico replica alle dichiarazioni dei 5 Stelle che hanno dato il loro appoggio al sindaco Brugnaro. Le dichiarazioni del consigliere comunale pentastellato Davide Scano all'indomani del consiglio infocato sullo sviluppo dell'area ai Pili e la realizzazione del nuovo Palasport non sono state gradite dal PD.
L'atteggiamento dei grillini è stato molto strano e io credo che in questa fase, soprattutto su questo argomento che riguarda i pili, il Movimento 5 Stelle sia molto confuso. Nel corso del dibattito ha fatto delle proposte molto velleitarie, irrealizzabili, quali realizzare il palazzetto nell'area dell'ex Umberto I oppure addirittura nell'area Signal in mezzo al petrolchimico. Io credo che per finire poi ad approvare la proposta del sindaco. I 5 Stelle infatti hanno dato loro appoggio a Brugnaro, che durante il Consiglio ha messo la coppa dello scudetto al suo posto e, stremato da tanta opposizione, non è riuscito a trattenere le lacrime. Scano ha presentato anche un documento del 2012, quando la maggioranza era di centro-sinistra, sottolineando il fatto che se avessero voluto bloccare un certo sviluppo dei pili avrebbero potuto votare a suo tempo. Già a metà degli anni 90 l'amministrazione di centro-sinistra avevano previsto lo sviluppo dei pili all'interno del piano guida dell'architetto Di Mambro. L'architetto Di Mambro è il progettista del Parco di San Giuliano, quindi il recupero dell'area dei pili è all'ordine del giorno da più di 20 anni. Noi replichiamo con i fatti. Il disegno della città non si improvvisa e noi l'abbiamo pensato già da molti anni, ovvero di realizzare nel quadrante di Tessera la cittadella dello sport, dove tutti vogliamo, compreso Bugnaro mi pare, che sorga finalmente il nuovo stadio. In quell'area, che è un'area di proprietà del comune, c'è lo spazio per realizzare anche il nuovo palazzetto, è un'area adeguata per la viabilità, per la localizzazione e soprattutto c'è già una variante urbanistica approvata, quindi basterebbe presentare il progetto e partire con i lavori. Il resto sono solo polemiche. Sono stati licenziati 5 lavoratori dipendenti di una società che opera all'interno dell'aeroporto veneziano Marco Polo. Il mondo politico e i sindacati chiedono un intervento del ministro Poletti perché si occupi della vicenda e faccia tutto il possibile per bloccare questi licenziamenti. Ex popolari venete, la vicenda delle banche, i sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza sono finiti nelle casse dello Stato grazie ad una nuova norma e poco o nulla arriverà ai risparmiatori, da qui l'appello delle associazioni. L'unica salvezza, dicono, è il fondo. Noi chiediamo immediatamente a tutte le forze politiche che la smettano di fare slogan e che si impegnino da domani che qualsiasi euro viene sequestrato con la 231 vada immediatamente legiferato e vada ad alimentare quel fondo che tutti i gruppi parlamentari hanno votato. Parliamo dei 106 milioni di euro sequestrati alla cosiddetta Bad Bank, i resti di BPV non acquisiti da Banca Intesa, ma anche di tutti i sequestri conservativi già eseguiti e che saranno eseguiti alle ex popolari. Banca Intesa annuncia un super utile di cui però, guarda caso, parte del merito va proprio alle ex popolari, o meglio a quei 3,5 miliardi riconosciuti dal Tesoro a compensazione degli impatti patrimoniali relativi all'acquisizione a €1, ricordiamo, delle parti buone delle 2 banche venete. Ben vengano gli utili, ma Intesa non può e non deve dimenticare le piccole e medie imprese del territorio oggi strette nella morsa del fallimento delle ex popolari. I casi sociali sono anche le imprese che sono state ingabbiate in questa drammatica truffa e che adesso non possono più operare e vengono cancellate dal sistema bancario. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare delle nuove regole imposte dal neoregolamento di polizia municipale che riguarda anche la biancheria intima delle vigilesse. Vigilesse sexy a Venezia, sono fatti loro, sicuramente quello che indossano sotto la divisa non riguarda noi utenti, così commentano i cittadini. Penso che è una cosa soggettiva, deve essere lasciata la libertà delle vigilesse. Dall'altra parte hanno la divisa, quindi non vedo l'ingerenza sul fatto di avere l'abbigliamento intimo. Forse c'è stato qualche incidente di troppo, ma in realtà non credo che sia proprio una legge fatta ad hoc, in realtà. Stop all'intimo sexy per le vigilesse di Venezia e terraferma, ma non basta, deve essere dello stesso colore della camicetta e privo di pizzi e orpelli, intimo che comunque va indossato. Io penso che DGC non lo portino tutte, anch'io non è che ho grave, ma lo porto.
È uno dei diktat del nuovo regolamento della Polizia Municipale a firma Brugnaro in materia di decoro. E già si grida allo scandalo, questo è sessismo, dice la gente. Secondo me sono assurdità, cioè dal mio punto di vista penso che ciascuno nel decoro, quindi diciamo essendo vestito in maniera normale, che non dia adito a scandali pazzeschi, secondo me ognuno è libero di fare quello che ritiene. Poi ci sono i favorevoli. Non è bello, quando fuori vedi, per me non è bello. Anche per me non va bene. Sebbene tra tutti prevalga l'uso del buonsenso. L'importante è che facciano bene il loro lavoro, poi come si vestono secondo me è un'altra storia. Magari ce ne sarebbe qualcuno di più serio da fare, che questo mi sembra un po'... sì, è inutile. Penso che siano abbastanza capaci di sapere quando è giusto indossare una cosa, quando è giusto indossare un'altra. Non credo siano irresponsabili, quindi io penso di dar fiducia alle persone. Siamo alla nostra rubrica, lo dico ad Antenna. Qualche giorno fa abbiamo segnalato la situazione della pavimentazione in via Antonio da Mestre. Quello però, denunciano i cittadini, non è l'unico problema. I residenti e i commercianti che vivono quotidianamente la zona dell'ex Umberto I a Mestre si sentono abbandonati. Totale abbandono, abbiamo già questo stabile, sta area qua che è già abbandonata, e abbandonare anche la strada vuol dire non fare niente in strada, vuol dire proprio che c'è un abbandono totale, ecco. Oltre ad aver già segnalato il viale di via Antonio da Mestre dissestato a causa delle radici degli alberi inadatti alla tipologia di utilizzo, i cittadini pongono l'attenzione su molti altri aspetti che necessiterebbero di un intervento immediato. Di scelte sbagliate ce ne sono parecchie, basta vedere questo posticino qua dietro come l'hanno ridotto. Cioè, avevamo un ospedale, prima di buttarlo giù potevano pensare almeno di decidere cosa fare sul serio, non lasciare il buco buono per le pantegane, per gli aironi e anche per tutta una serie di personcine simpatiche che lo frequentano. Ecco, praticamente uno schifo, direi forse il peggiore, non l'unico, di tutta Mestre. Anche l'illuminazione che è scarsa, no? Vedete, e anche questi alberi che non vengono potati, dà una sensazione proprio, già è scura la strada. Sarebbe ora che venissero a tagliarli, a potarli anche al momento giusto, se non lo fanno adesso non so quando vogliono farlo. Ma non è tutto! In fondo, diciamo, dietro la torre dove c'era un palazzo che hanno costruito dove c'erano i giardinetti, il palazzo è rimasto incompiuto, quindi vuoto, scassato. E poi fanno delle bellezze come i giardini pubblici di via Piazzale Donatori di Sangue, con quegli affari di ferro, di metallo, chiamati le vele, che non piacciono a nessun mestrino. C'è stato fior di petizione per toglierli e sono ancora là. Ecco, queste Mestre hanno scoperchiato il canale, che non gliene fregava niente a nessuno. Oddio, adesso hanno fatto anche un bel lavoro, non dico, ma ne valeva la pena spendere i soldi dei contribuenti per una roba che ai mestrini non gliene poteva fregare di meno. Se anche voi avete segnalazioni da fare alla nostra rubrica, fatelo inviando un sms o WhatsApp al 351 1755 340, o scrivendo una mail a redazione@antenna3.it, o ancora lasciando un messaggio in segreteria telefonica, il numero 0422 02 30 898. Da domani, giovedì grasso, entra nel vivo la settimana delle maschere del grande carnevale veneziano. È la settimana grassa, da domani ogni sera a Venezia la kermesse del carnevale entra nel vivo, con il giovedì grasso doppio appuntamento con uno spettacolo teatrale inedito, costruito sull'acqua nello specchio della Darsena Grande. Rievocherà la storia del luogo fino a ricordare i fasti della vittoria di Lepanto, con l'ausilio di una gigantesca lanterna. Poi mangiafuoco, giocolieri, trampolieri e trapezzisti ad intrattenere gli ospiti lungo Riva delle Meravegge. E non finisce qui, concerti dal vivo, performance, acrobatico-musicali e spettacoli pirotecnici. A rendere ancora più suggestiva l'atmosfera, sullo sfondo, le scenografie del teatro La Fenice. E per chi non sapesse come orientarsi, non c'è problema, ci sono gli steward cui rivolgersi. Fino alla fine del carnevale il Comune di Venezia ha ritenuto opportuno riprendere quello che era il servizio degli steward nell'egida della campagna di sensibilizzazione che Enjoy Respect Venezia.
Siamo allo sport, basket, nonostante la vittoria per gli Oro Granata non c'è più posto in Champions. Coach De Raffaele commenta, resta l'amaro in bocca ma si va avanti con grinta. L'Umanarei era battuto Movistar Estudiantes 92-91, ma non è bastato per la qualifica in Champions, da cui ora gli Oro Granata sono fuori. Oltre a vincere il match, infatti, i ragazzi di coach De Raffaele dovevano sperare nella sconfitta dell'AEK contro Bayreuth, cosa che non è avvenuta. Sapevamo questo, sapevamo dall'inizio. Se devo analizzare come usciamo con l'ultima partita, vedendo come è finita l'altra, è naturale che rimane molto amaro in bocca, visto che Bayreuth ha condotto quasi tutta la partita. Però credo che il campo abbia dato alla fine questo responso, naturalmente non siamo contenti, ma c'è un po' di amarezza, ma non c'è un dispiacere, perché noi abbiamo fatto, l'ho detto ai ragazzi, abbiamo fatto il nostro lavoro, chiudiamo oltre il 50% di vittorie. Per gli Oro Granata non finisce qui, De Raffaele però ha un rammarico. Io ho un grande rammarico, che è quello di non aver mai giocato con la squadra al completo, di aver affrontato tutte le partite di Coppa in situazioni veramente difficili. Mi sarebbe piaciuto giocarmele contro queste squadre così forti in un'altra maniera, potrei farvi la lista completa, ma alla fine questo è quello che dice il campo. Andremo a giocare la FIBA Cup, lo faremo con molta serietà, cercando di fare il meglio possibile, e obiettivamente non vivo questa eliminazione come una tragedia o una cosa da depressione, nel senso che è giusto anche rispettare quello che ha il verdetto del campo. Gli appuntamenti con la programmazione di Antenna 3 alle 20:10, torna puntuale appunto 20:10, ospiti in studio Antonio Pipitone di Insieme e Lucio Cavazzoni di Liberi e Uguali. Seguire la prima serata è dedicata alla Zanzega, si parlerà di birre e caffè artigianali, tra storia, aneddoti e preparazione delle due bevande. Durante la trasmissione interverranno anche i due comici Carlo e Giorgio. Con le notizie da Venezia e provincia è davvero tutto, vi lascio previsione del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Molte nubi sulle nostre regioni e ci sarà anche qualche pioggia, scopriamo in quali settori nel dettaglio di giovedì 8 febbraio. Sul Veneto il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso ma con ampi spazi soleggiati, tuttavia non sono da escludere deboli e isolati fenomeni a carattere sparso, specie su Veneziano e Veronese. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 2 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il tempo sarà lievemente instabile, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto con occasionali piovaschi su Triestino e Goriziano. In genere buono invece altrove. Temperature massime che saranno comprese tra 8 e 10 gradi, minime tra 3 e 7 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Giornata molto grigia e nuvolosa sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà in prevalenza coperto, possibili deboli nevicate anche a bassa quota sui confini alpini. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, minime intorno ai 3 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-ovest, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!